è deciso. Oggi saremo molto romantici. Ah sì, il vostro caro dolce amaro, amato, odiato, umano, disumano, ma anche romantico e cinico, amico cinico. Vabbè, farà delle serenate, chiamate anche serenatiche, per il loro gusto, come si può dire, di presa di culo, ecco, effettivamente. Sì, perché non sono vere serenate, per la verità. Praticamente, insomma, che viene alla mente, capito? Sul momento, quindi robaccia, c'ho la chitarra, accordi sbagliati, non importa, deve essere proprio orribile, deve essere orribile, più orribile possibile e anche sessualmente approfondito. Bene, naturalmente tutto questo sotto l'egida del SIP, Servizio Idilli e Passioni, certamente, che appunto presenta queste serenate alle persone. Me la metto sulla coscia. Aspetta, è un po' scordata. Se a 12 corde si scorda presto. Era un po' calante, dai. Vabbè, questo bel La minore, Vabbè, d'accordo, facciamo un primo numero. Sì, ho trovato un nome femminile, un nome come tanti, non è che si va a caso, il che si trova, Sì, che viene alla mente, l'importante è essere molto romantici, appunto, sì. San Valentino, come si può non esserlo, È vero. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, vorrei parlare con la signora Rita, per favore. Sì, sono io, buongiorno, sì, mi dica sì. chi è? È la SIP, Servizio Idilli e Passioni. Signora, guardi, è un servizio di serenate telefoniche. Noi le facciamo ascoltare una serenata che le è stata dedicata per oggi, per San Valentino, da una persona. Al termine le diciamo il nome di questa persona. Sì, grazie. Ecco, benissimo. Allora, ascolti attentamente, glielo facciamo sentire adesso dal nostro cantante. Prego, poi partire. Oh, Rita. Oh, Rita, la mia vita è finita senza te, senza i tuoi occhi bellissimi, la tua bocca bellissima, le tue mani dolcissime, la tua fica bagnatissima, Rita. Oh, che cretinata. Io ti amo anche nell'ano. Ma la signora Rita è andata via. Ha detto che cretinata, ma non si può. Era così ispirata questa canzone, Deve essere una semplice parola che le ha dato noia, solo quella. Insomma, ma una su tante, richiamiamola per precisare le nostre intenzioni, che sono tutt'altro che cretine. Insomma, parliamoci chiaro. Bah, io non capisco la signora Rita. Magari ha tutte le rimine belline, ma poi sai, bisogna anche approfondire un po' la situazione. Senta, quelle cretinate lì tenetevele per voi. Rita. Rita. Ma chi è? Io Chi è c'ho che la sta voce che favorita. Non avete tempo da perdere? Io Non mi ho faccio una perso risata. tempo. Buongiorno. Ma Rita, andava via. Va bene, andiamo avanti. Andava bene fino a che andava bene, però. Quando andava male non andava più bene. Che discorso? Che discorso ho fatto? Vediamo se. Sono incappato in un posto dove sono tutti uomini, i nomi di uomini. È una cosa maschilista, questi sono tutti maschilisti. Vediamo un po' se il primo nome femminile è Noribecco. Accidenti. Eccolo, ho trovato uno per miracolo, Va bene, sì, voi vedete, si va proprio casualmente, vero? Vabbè, facciamo anche questo numero. Sì, no, lo vedo da lontano, ma lo vedo, ci vedo, sì. Ecco qua, benissimo, sì.
Ok. Ma come si chiama? Vabbè, che viene. Oh, Rita, no, Rita è andata. Pronto? Pronto signora, buongiorno. È la signora Giovanna? Sì, sono io. Benissimo. Senta, qui è la SIP, Servizio Idilli e Passioni. Oggi, giorno di San Valentino, Sì. qualcuno le ha voluto dedicare una serenata. Noi gliela facciamo ascoltare, dopodiché le diciamo anche il nome della persona che gliel'ha dedicata. Va bene? Va bene. Sarà, non so, una persona che le... Il cantante è pronto? Giovanna, un dì ti trombai sulla panna. Ma come? È andata via subito. Questa ha resistito meno, anche perché ho subito manifestato attenzioni la serenatica in questione. Pronto? Signora Giovanna? Signora Giovanna? No, non mi ascolta più, peccato. Mi tocca trovarmene un'altra. Devo essere più furbo. Arrivarci dopo. Ai conquibus. Tanto è uguale, se ne frega. Dopo, prima. Scusa, ma ecco, andiamo avanti. Però accettano, romantichine. Pensano che veramente qualcuno gli abbia dedicato una serenata, poveri. Informazione Hanno un po' pena. Che c'è? Attenzione, Che c'è? il numero selezionato è inesistente. Ma è inesistente, non ho fatto forse male, proviamo a rifarlo, prova a rifarlo, può darsi che mentre parlavo abbia dimenticato una cifra, sai, a volte restano un po' nella penna, che sto a scrivere, proviamo adesso? Telecom. Capito, è proprio inesistente, è proprio inesistente, andiamo a cercare un'altra signora o signorina che abbia un nome di donna, sì, perché che signora o signorina sarebbe, già, cioè. Oh, eccola lì. Sono tutti nomi normali, niente, c'è tutte rime già trovate in altre serenatiche, ma ogni volta è diverso, sì, che viene, capito? Anche la musica, vero? Sì, la musica è ispiratissima, è sempre diversa. Fa sempre schifo. Ma deve. Questa gliela facciamo in La minore. Pronto, buongiorno signora, è la signora Ivana? Sì? Buongiorno, qui è la SIP, Servizio Idilli e Passioni. C'è una serenata per lei oggi nel giorno di San Valentino, una persona di care. E noi gliela facciamo ascoltare e al termine le diciamo il nome della persona che gliel'ha dedicata, va bene? Va bene. Ascolti, Mia cara Ivana, ti faccio questa serenata un po' puttana e ti voglio dire che sei la migliore, ti tromberei per ore. Ivana mia, ho già trombato a lungo la tuzia. Ivana bella, ho fatto fuori anche la tua sorella. Ho fatto fuori anche, qui non c'è nemmeno una rima per un parente, ma t'ho trombato anche la nonna. Aranjuez, e questa è, pronto? Ivana? Signora Ivana? Ma come? Signora Ivana, manca la rima più importante, la rima che fa rima con Ivana, è andata via. Va bene, lasciamo fare. Meglio non fare quella rima lì, via. Sì, no, l'avevo già fatta però avevo attribuito la puttana alla serenata, questa serenata è un po' puttana, se non sbaglio, vero? Sì, vabbè, andiamo da un'altra, sì, perché il mio cuore è ballerino, sì, da una all'altra, vado di fiore in fiore, sì, colgo il nettare e poi vado via, ecco, ok, d'accordo. Sembrava fare Aranjuez. Pronto? Pronto, buongiorno. Qui la SIP, Servizio Idilli e Passioni. Dovremmo parlare con la signora Alice, per favore. No, non c'è nessuna Alice qua. Non c'è nessuna Alice? No. È sicuro? Sì. Lei come si chiama di nome? Scusi, a lei cosa le interessa? Come No, un momento, scusa lei, a me non me lo dice, ha capito? Lei a me, scusa lei, non me lo dice, ha capito?
Parli un perfetto italiano e si rivolga a me acconciamente. Oh. Senta, lei... Acconciamente, chiaro? Ah, scusa lei che vuol dire? Ma io non... Ma, vabbè, niente Alice. Sì, no, Alice ora questo nome lo si appiccica a una certa cosa e viene pubblicizzata molto, ma sinceramente... Ho trovato un'altra Giovanna, ma che me ne foto un'altra Giovanna? Scusa, Io sceglierei... Oh, sono tutti uomini, Ma questi qui, sono veramente maschilisti, schifosi, Io alla fine la faccio un uomo, ho trovato una donna. Sì, no, sì, vabbè, facciamo questa, tanto. Veramente ci sono dei posti, l'ho già rilevato, vero? Dove ci sono molte donne intestatarie di abbonamenti Telecom, insomma. E altri paesi invece posti dove i nomi sono tutti maschili. Non siamo nemmeno nel sud, anzi, siamo proprio nel nord. E invece proviamo, sentiamo. Pronto? Sì, pronto la signora Grazia? Sì? Buongiorno, qui è la SIP, Servizio Idilli e Passioni. No, non mi interessano queste cose. Signora, non c'è niente da comprare, è una Sì, serenata... no. Signora, mi ascolti, cazzo! Per favore! Mi ascolti! Io sono molto gentile, cazzo! Mi ascolti! Io sono gentile! E allora cazzo mi ascolti! Dunque, ma parli bene, ne appunto, però... sto parlando bene, signora. Non sto parlando bene. C'è una serenata per lei. Questa è una servizio di serenata sono telefonica. vecchia. Non importa, una persona le ha dedicato oggi per San Valentino una serenata. La vuol sentire o no? Insomma... Ma chi me l'ha dedicata? Glielo diciamo al termine, quando gliel'abbiamo Va fatta bene, sentire. ascolti. Ascolti! Va bene. Cazzo! Non faccia così! Non faccio così! Non faccia nemmeno lei però così! No. Scusi. Avanti. Ecco. Oh grazia, il mio cuore si strazia, ma non si strazia solo il cuore, anche il cazzo quando fai rumore. Col culo, oh grazia, col culo. Pronto? Signora Grazia? È ancora lì? Ma secondo lei è una bella canzone questa? Ma certo signora! Ma per favore, va al diavolo, va! Ma è una canzone per le scureggione come lei signora? Ma signor pronto, andata via! Addio. Anche la Grazia ce la stiamo giocando, Oh, ma come so... però hai visto? Lei voleva... No, non mi importa... Finché non l'ho trattata male, ma male, col cazzo proprio, lei non ha consentito, Perché poi si è risentita però è rimasta ad ascoltare. E non parli così, ma se parlavo così lei ubbidiva, visto? Hai visto? Sono diventato attivo e ha ubbidito. Cioè ha ascoltato, altrimenti sarebbe andata via. Ho trovato un'altra signora. Pronto, è la signora Rosa? Sì, chi Rosa, è lei personalmente? Sì. Ah, benissimo. Senta, qui è la SIP, Servizio Idilli e Passioni. C'è una serenata per lei oggi nel giorno di San Valentino. Noi gliela facciamo ascoltare e poi le diciamo il nome della persona che gliel'ha dedicata. Va bene? Non ho capito mica. Allora, ricomincia da capo. Questa è la SIP, Servizio Idilli e Passioni. C'è una serenata per lei da parte di una persona che gliel'ha voluta dedicare per San Valentino. Addirittura. Sì, noi le facciamo sentire questa serenata e al termine le diciamo anche il nome della persona. Ma a che ora? Prego? A che ora? Adesso. Come? In questo momento gliela facciamo sentire subito. Capito? Sì. Allora, lei ascolti, tanto è molto breve, e poi le facciamo conoscere il nome della persona, va bene? Va bene. Ok. Mia cara Rosa, tu sei favolosa, quando ti ho vista mi son fatto una pista di coca e tu, amore mio, quando mi vedi sappi che ci sono anch'io. Guardami in piedi, poi mettiti in ginocchio, non so mica finocchio, sono un bravo mino e fammi un bel pompino. Pronto? Signora Rosa? Ma come? Ha fatto sgolare il nostro cantante così per niente?
Con una canzone così bella? Ah, è andata via ora, si è fatto trick, ha fatto tic e ballac. La Rosa, richiamiamo la Rosa. No, era bella questa, era ispiratissima, via. Parliamoci chiaro, va, allora. Pronto? Signora Rosa, forse ha sentito la serenata fino in fondo? Ma insomma, ma scherzi da fare? No, noi diciamo anche il nome della persona che gliel'ha dedicata. Chi era? Signor Girolamo, che è in linea su un'altra linea e può parlare direttamente con lei adesso. Un attimo, eh. Mettiamo in linea, signor Girolamo. Pronto? Pronto, Rosa? Ma insomma, sono scherzi da fare? No, Rosa, io ti ho voluto dedicare questa serenata per il giorno di San Valentino, perché io sono innamorato di te e ti voglio bene. Ti voglio tanto bene, Rosa. E io quando ti ho vista ho detto questa altro che rosa, è un'orchidea. Mi piace da morire. E io ho detto fate una serenata per questa brava, meravigliosa donna. E io che ti posso dire? Ti amo. San Valentino è il giorno degli innamorati, io sono innamorato. Ti voglio Ma dai, dire che fai scherzi così, dai? No, non è uno scherzo. Ma chi sei? Ma mi chiamo Girolamo, so che il nome non è bello, ma così mi hanno chiamato. Però io ti amo sinceramente, ti voglio sposare, Rosa, io ti voglio sposare. Ma dai, forse... Ma non facciamo i scherzi, Sono un bravo uomo. Una persona abbastanza seria, mi sembra. Io sono una persona serissima. Allora, certamente. ci mettiamo a fare scherzi il giorno del San Valentino? Ma non è uno scherzo, guarda che io ti posso assicurare, io ti posso dire tutto quello che vuoi di me, posso venire a trovarti, posso farti vedere chi sono, io ti ho visto e non posso più... Ma non mi hai visto perché non esco mai da casa, come hai fatto a vedermi? Attraverso il binocolo che tengo qua, io sono uno abbastanza vicino di casa e ti guardo attraverso la finestra. Sì, ma guarda, io più che altro quella cosa che mi ha affascinato... Ma dai, davvero, chi è che guardate attraverso così? la finestra del bagno quando ti guardo attraverso la finestra del bagno vedo delle cose. Dai, davvero, chi è che fai scherzi così? Sono Girolamo, mi chiamo Girolamo, persona seria e io sono una persona che io sono vedovo, capito? E sto cercando una donna che ha tanti soldi e non so a chi darli. Io voglio fare una famiglia. Perché i soldi non sa che darli. No, io ce li ho i soldi e non so a chi darli perché non ho una meglio famiglia. va oggi, venerdì, meglio che... Non ho figli, non ho nessuno e io a questo punto ho detto ma questa donna è meravigliosa, sicuramente è libera, il tuo cuore è libero. Ma vero? guarda lì che roba, Io ti amo e quando ti guardo col binocolo forza, arrivederci, grazie. ti guardo quelle belle mele, quelle belle tette, pronto? Ma come poteva pensare che fosse uno scherzo? Ma io mi domando e dico ma queste donne non hanno alcuna fiducia in se stesse, ma non pensano che possano anche piacere a delle persone, facciamo un'ultima telefonata, un ultimo tentativo con Maria. Maria, mamma mia, nome più comune non c'è, ma è proprio un nome difficile anche da interpretare al meglio. Meno male, guarda, non è un numero valido e allora vediamo se troviamo un altro nome. Avete sentito il Girolamo per la prima volta pugliese, un Girolamo pugliese, fantastico, ma io sono tutti uomini, lo fa un uomo, ma chi se ne frega, anche gli uomini hanno diritto, no? Ce l'hanno diritto a volte, come no? Sì, proviamo con Filippo, va. Ma che lo so io. Filippo, che nome è? Vabbè, no, pensavo a una rima con Filippo. Pronto? Pronto, buongiorno. C'è Filippo, per favore? Sì, glielo passo. Grazie. Arrivederci. Papà? Dio Nini. Papà. Carica. Pronto? Signor Filippo? Sì? Buongiorno, qui è la SIP, Servizio Idilli e Passioni. Oggi, nel giorno di San Valentino, c'è una persona che ha voluto dedicarle una serenata. E noi gliela facciamo ascoltare, dopodiché le diciamo il nome di questa persona. Va bene? Sì. Ascolti attentamente, signor Filippo. Filippo, sei un uomo fantastico, Filippo, anche se sei un po' stitico, Filippo, dammi il tuo cazzettino, io lo voglio tutto,
se no ti fa un rotto. Oh Filippo, 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 te lo flippo, te lo flippo, te lo flippo, te lo metto in tutti i buchini, te lo metto anche dentro i calzini. Oh Filippo, 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 sei un uomo veramente Pippo, 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 su. Oh Filippo, dammene di più. Pronto? Sì? Questa serenata le è stata dedicata dalla signorina Clitoride Pazzo. La richiamerà quanto prima, va bene? Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Filippo, nella seconda parte, Clitoridina ti chiamerà. A quanto pare io devo richiamare Filippo. A quanto pare o non pare? Pare. E lo richiamo, naturalmente chi sono? Ma sono Clitoride Pazzo. Che gli ha fatto la serenata. Com'era la serenata? Mo' non mi ricordo più niente io. No. Filippo mio. Oh Filippo. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Vorrei parlare con Filippo, per favore. Va bene. Grazie. Ah, che calore già, mi pervade. Che calore. Oh, che calore mi pervade. Pronto? Sì, pronto Filippo, ciao. Sono Clitoride Pazzo. Ti ho fatto fare una serenata, ti ricordi poco fa? Filippo? Ah, che calore sentire la tua voce. Ti è piaciuta? Sì. Mi fa piacere, senti. Io sono di poche parole, oggi è San Valentino e ti voglio dire che ti amo e che mi susciti grandi sensazioni, Filippo, sei meraviglioso, fantastico. Oh, ma chi sei? Mi chiamo Clitoride Pazzo e sono presa da te completamente. Filippo, dimmi qualcosa di bello. Ah, non lo so, ma io non ti conosco. Oh, che calore! Sono pervasa da un calore meraviglioso. Lo so che tu non mi conosci, ma io conosco te. E dove mi hai visto? Un po' qua, un po' là, un po' in giro. E ho sentito un po' da certe persone che ti conoscono qual era il tuo numero. Ti ho fatto fare questa serenata e poi... Ah, Filippo, io ti vorrei incontrare perché non ce la faccio più, io brucio, capisci? Che calore! Là mi brucia, là mi fuma. Amore, oggi è San Valentino. Hai un amore tu? Sì. Ma non è così tanto importante, vero? Sì? Sì, un amore di facciata, sì. Ma io ti posso far provare il vero amore. Ah, il mio amore che non è solo amore, ma è anche amore fisico. È qualcosa che ti farà volare in cielo. Io sono il tuo Viagra, io ti amo e ti bramo. Che calore! Ah, come la mi brucia! Senti, ci vediamo? Ma non scherzare. Non sto scherzando, Filippo. Io sento che tu gradisci questo mio amore. Io voglio farti sentire fino a che punto ti amo. Ma guarda che io sono un uomo, eh. Sì, certo. E io sono una donna, no? Certo che sei un uomo, io sono una donna e tu sei un uomo. Perché mi dici che sei un uomo? Certo che lo so. Anzi, io spero che tu sia. Perché mi chiamo Clitoride Pazzo, ma pazzo nel senso di clitoride. Sono una donna, sai, una donna veramente calda come tu non hai mai trovato in vita tua. Filippo, fatti portare in cielo da me. Ti porterò nei paradisi proibiti del mio sesso. Oh, Filippo, vediamoci quanto prima. Dove? Dimmi tu. Ah, non lo so. Io ho la macchina, non c'è problema, dimmi dove. Io vengo. In tutti i sensi, Filippo. Oggi ci vediamo. No, oggi no. Quando allora? Non lo so, c'ho lavoro io. A che ora esci dal lavoro? Dimmi. Io non è che esco dal lavoro. C'ho lavoro fino a sera. No, non stacchi mai? No, alle 7, 6:30 alle 7 ci sono. Sì, dove sei? Sono a Orbassano. Ah, sì, ma volevo dire, sì, lo so, ma dove? In che punto? Non lo so.
Dimmi Filippo. Ma tu dove abiti? Io vicino, molto vicino, infatti è per questo che ti ho visto. Filippo, ascolta, dimmi un punto di riferimento, un bar, un cinema, un punto dove ci possiamo vedere. Ah, nel cinema no. Dove possiamo vederci davanti, ci troviamo lì davanti, dimmi. Non lo so. Una piazza, una via, dimmi. Piazza del Mercato, Orbassano. Piazza del Mercato, senz'altro. Va bene? Senti, a che ora? Alle 6:30. Oggi? Stasera? Oggi alle 6:30, Piazza del Mercato. Tanto io ti conosco e ti vedo. Va bene? Va bene. Guarda, se io ritardo 5 minuti, aspetta un attimo, Sì. va bene? Un attimo, Va 5-10 minuti e arrivo. Vedrai che non te ne pentirai. Va bene. Filippo, a stasera. Ciao. A dopo. Ciao. Oh, che calore! Oh, là mi brucia! Là mi fuma! Là mi frigge! La mi frigge non l'avevo mai detto, eh? Ah, Filippo, vergognati Filippo, eh? Magari è lì sposato, hai visto? Hai visto cosa ha fatto? Ha fissato l'appuntamento con Clitoride Pazzo e dice, ma io sono un uomo, stavo per dire anch'io. In realtà però è forte Filippo, Filippo fantastico. Lui ci va, io no, no davvero, ma nemmeno ci fosse una donna ci andrei. Va bene, andiamo avanti, siamo a ruota libera, Filippo l'abbiamo sistemato, la mi brucia, la mi fuma e quindi andiamo subito a fare un altro numero e vediamo chi possiamo coinvolgere. Già, sì. Povero Filippo, vittima di se stesso. Va bene. E questo numero non dà alcun risultato. No. Non c'è nessuno evidentemente. Evidentemente ci fosse qualcuno risponderebbe no? È giusto? Pronto? Pronto? Oh, come la sento lontana? Non sento niente. La sento molto lontana. Ma lontanissima. Chi parla? Beh, chi parla? Io non la sento. Lei dice chi parla, ma come se fosse... Ma come mai è così lontana? La sento lontanissima. Può per favore... Può per favore urlare? Sto urlando. Sta urlando? Guardi che non la sentono i miei ascoltatori, sa? Allora mi dica chi parla. E non la possono sentire, la sento io in cuffia, non so nemmeno se si sente qualcosa. La richiamo un attimo, la richiamo. Riattacchi, la richiamo. Non so se voi sentite, sinceramente mi sono anche un po' scoperto. Oddio è freddo. Va bene, oh, ecco. Signora, lei è tagliata fuori, mi dispiace, Lei ha una voce che sembra sulla luna, Chi parla? Ma come chi parla? Non glielo dirò mai se lei si mantiene sempre così distante. Insomma, mica la trombo, signora, non sia così distante. Si avvicini. Signora? No, basta. Io mi domando a volte sta gente. Si sentiva qualcosa? Io sentivo lontanissimissimo. Va bene? Facciamo un altro numero. Queste donne lontane, non si fanno toccare, se la tirano, anche per telefono. E va bene, ho fatto un altro numero, certo. Pronto? Pronto signora, buongiorno. Chi è? Ma come? Vuoi parlare con Eligio? Non so. Signora, perché ride? Eligio è morto? È una voce. È morto Eligio? Signora? Pronto? Eligio, sei vivo? Eligio? Dime. Mi fa piacere che tu sia vivo, Eligio. Come stai, vecchia merda di vacca? Tutto bene? Oh, Eligio? Eligino? Eligiotto? Eligiuccio? Non te lo ciuccio. Oh, allora! Chi ho sto stupido lì?
Chi è che sto subito? È tutto qui quello che sai dire? Elidio? Senti, io sono... Elidio? Non mi fa parlare. È di poche parole. Ciapa là, ciapa lì. Allora? Andata via. Ma che gente c'è nel mondo, ragazzi. Ma è sempre un altro mondo, vero? E invece è proprio Italia. È Italia. Oddio Italia. Chi l'avrebbe mai detto? Vabbè, andiamo da qualcun altro. Sì, vabbè, sai, l'Italia è lunga, è lunga. Sì, è stretta e lunga. Se fosse più tonda tipo la Francia è più... è una figura... È più pentagonale la Francia, no? E forse magari... Boh, a parte che non si sa, sappi tu anche lì, appunto. Ma in effetti noi abbiamo una differenziazione incredibile di linguaggi, di modi di dire, di tutto, proprio. Ma io penso sia così anche negli altri paesi, Non è mica vero, sai. Ma non è mica vero, sai. In Inghilterra non ci sono tutte queste. Oh sì, infatti no. Boh, vabbè. Pronto? Senta, io vorrei parlare con Ettore, va bene? Ettore? Sì. E lei? Sì. Ah, bene, caro Ettore, siamo alla resa dei conti. The game is over. Hai capito? Il gioco è finito, caro Ettore. Siamo alla resa dei conti, capito? E con chi sto parlando? Sono Giorgio W. E chi sarebbe sto Giorgio W? W Busk. Busk. Busk, sì. Ah, deve smettere, ha capito? Ha capito? Lei consegni tutte le armi di distruzione di massa, ha capito? Lega che ce la porto giù in fondo alla scala. Ma io sto prima alla scala. E allora? Così quando arriva apro la mediatrice. Ah, vede che c'è le armi! Senti come ride, È inutile mandare in giro tre caziz, Hai capito? Hai già capito. Paisa! Ehi! Ok, paesano. Ok, tutto bene. Da quanto hai lasciato l'America? L'America sta là e noi stiamo qua. E io facevo parte delle Gangs of New York. New York. Ma che dice? La grandela. Sì, bravo. Io preferisco 2 grandi mele con un buco in mezzo. Ascolta, Ettore, ti piace il culo? Ma io non so ancora chi sei. Ma io ti ho fatto una domanda, ti piace il culo? Se mi piace il culo? Sì. Ma dobbiamo vedere che culo. È culo di donna. Di donna sì. Sì. E come ti piace il culo? Più piccolo o più grosso? Dimmelo. Vieni a sodo, cosa ma scusa, sto venendo sì al sodo, perché se è sodo è meglio, no? E allora, questo culo come ti piace? Piccolo o grosso? Tu mi conosci in persona? Ma certo che ti conosco. Se tu che non ti ricordi degli amici. Non mi ricordo. Non importa, Ettore, l'importante è che tu mi risponda, perché se tu mi rispondi a tono, forse ho una cosa per te, un bel regalo. Allora, il culo ti piace più grosso o più piccolo? Ma... Cioè, di questi culettini o questi bei culoni grossi? Cosa ti eccita di più? Dimmelo. Un bel culettino. Ah, non tanto grosso? Un bel culettino. La ragazza deve essere giovane, giovanissima o anche una donna di una certa età? Anche un po'. Un po'? Fino a che età va bene? Fino a che età? Com'è, insomma. Com'è? Come com'è? No, non essere così accontentabile facilmente. Com'è? La vuoi al massimo di anni? 30, 40, quanto? Sì, 30, 40, 50. 60? No, se no poi... vuoi culo sodo? Lo vuoi sodo o moscio? ma deve essere molle. Non voglio queste discussioni, voglio. Ma come? Vuoi il culo? Capito? Vuoi parlarne? Te lo vuoi, Oh. Ehi. Allora? Dunque? Perché? Parla chiaro. Parlo chiarissimo. Io ho un culo per te. C'è un culo per te.
Lo vuoi o non lo vuoi? Ah, non ti capisco, non mi piace, non mi sembra questo parlare troppo chiaro. Ma come troppo chiaro? Più chiaro di così? Ma piace. scusa, più chiaro di così? Io ho un culo per te, lo vuoi? No, Perché non, è di donna, non è il mio, è di donna. È un bellissimo culo come lo vuoi tu. 30 anni, bello, non troppo grosso, e quanto costa? niente, è un omaggio che io ti voglio fare come un vecchio amico. Come quanto costa? Ma che vuoi che te lo faccia anche pagare? Ma scherziamo davvero. È un prestito però, Ma Poi me lo va rendi. bene, sì, però spiegati. Ah, insomma, mi spiego, c'è una persona, una signora, Sì. giovane signora, l'ho detto 30 anni, che è disposta, cioè io, allora, ti spiego subito, ho vinto una partita a poker, va bene? In questa partita a poker c'era in palio la moglie di un signore che ha perso, va bene? Hai capito? Allora io ho stabilito, erano in ballo 3 notti d'amore con questa donna, con penetrazione anale, va bene? Ci siamo capiti? Ecco, allora, io ho vinto e ho a disposizione questa donna per 3 volte una seduta d'amore, insomma, una notte d'amore, insomma, quello che vuoi fare nel pomeriggio, di notte, di mattina, come ti pare, io l'ho a disposizione per 3 volte. Ora io ho detto, voglio fare un regalo al mio amico Ettore, allora, Ettore, te ne do una di queste 3. Cioè, una volta ci puoi andare anche tu. Tanto io posso farlo perché l'ho vinta, quindi... allora, io ci andrò 2 volte, ci andrò una volta sola, però insomma, io ti presto, ti regalo per una volta questo bel culo di donna. Credo che sia una bella cosa, perché tu te lo meriti. Ma tu mi conosci? Certo che ti conosco, guarda, io dimmi un po' circa. io non ti dico il mio nome perché sono convinto che appena mi vedi mi riconosci, anche se sono passati molti anni, Vabbè, ho perso dei capelli, certo, vabbè. Dimmi un po' quanti anni ho io? Quanti anni hai tu? Lo vorrei proprio sapere esattamente, perché non ho mai saputo A grosso esattamente. modo, insomma. Perché noi non abbiamo la stessa età, non siamo stati, che so, compagni di scuola o così. A grosso modo non sai Io quanti sono un anni po' ho? più giovane di te. Ma tu ne avrai, ma guarda, oggi ho perso un po' il conto da allora, ma avrai una settantina, non lo so, qualcosa del genere. Però non so quantificare, capisci? Quanti ne hai veramente? Una settantina? Tu non mi conosci, no? Perché quanti ne hai? Vedi che ti sbagli di grosso. Ma come di grosso? Quanti anni hai? Molto di meno. Molto di meno? Ma scusa, ne hai sempre dimostrati di più però, che io sappia, insomma, oggi come oggi dovresti averne 70, 72. Ne dimostrerò di più forse. Non Ne so. dimostri di più, anche dalla voce, si sente la voce insomma un po' giù di corda. Ma tu chi sei allora? Fammi sapere tu chi sei, tanto che non- sei un mio amico, che mi conosci. Ma guarda, non te lo dico perché intanto quando io arrivo con questa signora e te la consegno, dove vuoi trombartela? A casa oppure da altre parti? Se vuoi ti porto in un posto che so io, non c'è nessun problema. Te la fai quanto ti pare, insomma. Però, ma scusa, Bisogna sentire. Ettore, non ti ho bisogna ancora sentire- chiesto una cosa. Dimmi. Questi imbrogli a me non mi piacciono. Ma come imbrogli? Mi È gratis. dispiace È un di regalo che ti averti voglio fare fatto- perché io mi ricordo che una volta tu mi hai fatto un piacere. È un grosso piacere, veramente. E questo piacere io te lo voglio E che rendere. piacere t'ho fatto io? Che- Oh. Allora, tu caro Ettore, ti sei sposato, va bene? Dove? No, dove? Non importa dove. Ti sei sposato con una donna, giusto? È giusto? Penso che sia ben una donna quella che... E hai sposato una donna. Quella donna... Dove? In che paese? Non ti preoccupare, fammi parlare, Ettore, non farmi le domande inquisitorie. Allora, quella donna era una donna che avevo io prima e me l'hai levata fortunatamente, forse te non te ne sei reso conto, perché io poi ho trovato altra donna che ho amato. era la tua, quella? Sì, era la mia. Allora, te hai fatto una cosa bellissima, me l'hai portata via, te la sei sposata te la sei beccata te. E io guarda, veramente, perché guardando ora tua moglie dico, ho scampato veramente un grosso, sono scampato un grosso Adesso pericolo. veramente ho capito che sei un contaballe. Contabate? Sì. Ma come io ti voglio Adesso rendere il ho piacere? capito Ma hai che levato da cerchi coglioni di una donna che raccontare faceva delle schifo, una donna che faceva schifo, ma hai levato coglioni e ora Ma io ti a voglio me dare un bel a culo, me non me ne racconti. piglialo, io E porto. te, la mia moglie, Sì. te non l'hai mai conosciuta. E come no?
prima di te. No, perché te lo posso promettere, garantire, giurare. Su che cosa? Che vuoi. Su che cosa me lo giuri? Che la mia moglie non l'ha mai conosciuta. che l'ho conosciuta? Come mi hai detto che io te l'ho portata via a te. Sì, no, non è portata a me. Io. Come fai a me queste balle a me che la moglie non è neanche italiana? Non è italiana, infatti, ma meno male. Adesso che sei, cosa viene a raccontare? Ti ho fatto tanto che ti ho scoperto che sei un tabale. Ma come contabale? Ma come hai scoperto? Ma io ti do un culo, che cosa vuoi di più? Tu mi hai portato via una donna che ora fa schifo, voglio dire. Per te. Questo lo sai meglio di tu, lo sai meglio di me. Lei puzzava anche prima, figurati ora. Quindi insomma, ti do un culo, io te lo porto a casa. Ma più lunga di me sarà difficile, caro. Allora quindi. Vedi, ho girato tanto che ho trovato, ti ho scoperto la verità che non è la verità quello che mi dici. Sei stato fantastico. Ho capito che sono un contabale. Ma il culo lo vuoi? Lo vuoi quel culo? Tienitelo per te. Te lo porto a casa, ti porto la signora a casa, quando ce l'hai lì, ce l'hai lì, Io rivedrò tua moglie, la spero, ma così un po' di lontano perché, mamma mia, puff, che scureggiona. Vabbè, comunque ti saluto, Ti saluto. Io ti ho detto la verità, quindi vengo a casa tua stasera con la ragazza, con la signora di 30 anni e te la fai davanti a me. Voglio essere sicuro che te la fai, che te la faccia. Ciao. Va bene? Ciao, a stasera, a sta ritta, mi raccomando. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma me ne porto. Ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.